Ciao ragazzi, sto per darvi alcuni indizi su un prodotto che porterò alla Fiera Agricola di San Biagio di Bovolone. Allora, è bianco, è dolce, è croccante duro però friabile e nasce qui a Colonia Veneta. Dai, non è difficile. Ma ho anche un altro indizio. Andiamo. Shhh, vai Dino. Avete sentito questo croc? Da quanti anni esiste questo rumore? Questo rumore esiste da più di 180 anni. Questo rumore qui. E il mandorlato si fa ancora come una volta? Si fa ancora come una volta, è una ricetta tramandata di padre in figlio, che è stata sempre tramandata e si mantiene, noi manteniamo queste caratteristiche del mandorlato con questa produzione qui. Viene fatto un impasto con il miele e zucchero e viene fatta una precottura. Poi a un certo momento dopo l'impasto viene aggiunto l'albume d'uovo montato a neve, l'albume fresco montato a neve. Lì procede la fase di produzione dove viene fatta la montatura, monta la pasta, poi scende, c'è da fare delle cotture. Alla fine di tutto questo viene aggiunto le mandorle già tostate da noi, preparate tostate, vengono aggiunte calde all'impasto e viene fatto questo impasto che alla fine viene estratto e lavorato. Quindi dal momento in cui vengono messi gli ingredienti a quando si può tastarlo, quanto passano? 10 ore? 9 ore, diciamo, 9 dalle ore. 8 alle 9 ore, dipende da un po' dai macchinari. Tutto quello che ci ha detto Dino lo potrete vivere anche voi alla Fiera Agricola di San Biagio a Bovolone, esattamente il giorno lunedì 3 nel pomeriggio, perché tutte le operazioni che avete visto le vedrete proprio in diretta e assaggerete il mandorlato caldo, che è un'esperienza che mi pensa, scusa Dino, ma certe robe proprio quasi mi commuovono, guarda. Allora, Dino Garzotto, il mandorlato di Colonia Veneta, Fiera Agricola di San Biagio, lunedì 3 febbraio, ore 15, nel Villaggio dei Sapori. Adesso l'hai rotta questa. Cosa facciamo? Mangiamo? Io mi offro volontario, sai. Questo è quello più grosso. Quello più grosso, io mangio quello più piccolo. Tu bene al Dino. Ci vediamo a Bovolone.